Sentiamo Valentina prima allora? Il servizio è pronto, mandiamolo in onda allora. Ci fu un tempo in cui la musica napoletana diveniva la voce del popolo nell'era del dopoguerra e testimonianza di tragici eventi, e un tempo in cui canto, ballo e recitazione si fondevano in un'unica rappresentazione, la cosiddetta sceneggiata, fenomeno sorto negli anni 20 e successivamente ripreso e adattato dal compianto Mario Merola negli anni 70. Poi vennero gli anni 90. Ormai affermata generazione del neomelodico, di cui la maggior parte del pubblico non mostra di apprezzarne la commistione con l'italiano e soprattutto l'esasperazione della sesta napoletana. Per quanto riguarda il neomelodico, si sta creando veramente un po' di confusione questa situazione del neomelodico, perché se il neomelodico vogliamo intendere che neomelodico, nuova melodia, io mi sento un neomelodico a tutti gli effetti, ma se neomelodico vogliamo identificare un genere, il genere neomelodico, assolutamente non, a malincuore, ma non lo faccio questo genere, faccio un mio genere, seguo una mia logica, una mia cultura. È data dal fatto che c'è tanta confusione perché paghi e ti passano un disco senza fare un minimo di preascolto. Ci vorrebbe veramente una grande selezione ovunque. Il nostro dovere e diritto di napoletano è quello di difendere questo grande patrimonio. Quali sono le logiche di produzione e distribuzione di un artista allora? Personalmente io ho messo su da poco proprio un neomarchio, cioè un mio marchio discografico, una piccola etichetta discografica che si chiama La Cuore Nero Project, ma La Cuore Nero Project vuole essere proprio una risposta a quanti stanno dicendo di tutta questa confusione, che la musica napoletana ha il dovere di essere curata in tutti i minimi particolari. Queste sono le nostre logiche di mercato, stare un po' ovunque, cercare di stare presenti su tutto il territorio. Il nostro motto è quello di imparare sempre, di imparare per poi poter insegnare un domani. Allora tu hai parlato di confusione, ma in tutte queste etichette date alla musica napoletana e soprattutto tenendo conto di questi grandi nomi come D'Alessio, Finizio, Sal Da Vinci, Pino Daniele, secondo te dove finisce a Napoli l'artista e dove comincia colui che invece fa musica solo per hobby? Io credo che la differenza la puoi ottenere facendo una cosa molto semplice, perché se vai, quando guardi la televisione, questi programmi che si vede, se abbassi l'audio, li vedi e c'hanno, che ti voglio dire, c'hanno un modo di come si pongono molto NTV. La differenza la vai a vedere quando alzi la voce, quando alzi il volume, puoi vedere chi è l'artista e chi è quello che è improvvisato, alzando la voce, ascoltando quello che stanno facendo. Alla fine poi sono tutti fenomeni che vengono e poi vanno via come sono arrivati. Poi quello che rimangono è quello quali hai citati tu, ce ne stanno, fortunatamente ne abbiamo tantissimi di artisti napoletani che rappresentano degnamente la nostra canzone. Dunque il vero artista è proprio quello che si è costruito una storia alle spalle? Sì, l'artista lo si va a vedere negli anni. Io ancora oggi, dopo 23 anni, mi sento ancora che devo ancora imparare un sacco di cose, perché nella musica non si finisce veramente, come dice il grande Edoardo, non si finisce mai, gli esami non finiscono mai. Non mi fermo.